Oh, a me sta anche passando sto Covid. Certo che per carità no, il mal di gola faceva male, bruciava. Però non so, tutti questi anni di paure, tutti questi schemi di mascherine, poi sta influenza qua, porca miseria ragazzi. Guarda, ti dico la mia, sicuramente esistono, sono esistiti vari tipi di Covid di varie importanze e altrettanto sicuramente questa importanza può variare da persona a persona. Nel mio personalissimo caso io direi che è un'influenza come tutte le altre, certo a livello pro nel senso che non si fa mancare niente, dolori muscolari, febbre, tosse, mal di gola, eccetera, eccetera, un 10% più potente, mi stavo azzardando a dire 20, ma no, la febbre più alta che è stata 39,6. Anche una strana peculiarità, sempre per me ovviamente, è molto noiosa. Cosa significa? Secondo me parecchio di più di una normale influenza, no? Per quanto i sintomi possano andare via dopo, non so, 5 giorni, che non sono pochi, comunque ti resta questo senso di spossatezza e di non voglia di fare, di voglia di non fare un cazzo, no? Quindi non hai voglia di lavorare, non hai voglia di giocare all'Xbox, non hai voglia di fare niente, quindi non hai voglia di leggere un libro. E quindi tu ti ritrovi chiuso qui in casa, in teoria in una situazione riposante e piacevole perché dici ah che bello no videogiochi montaggio video libri e tutto quanto in realtà no in realtà non hai voglia di fare niente e quindi diventa sì parecchio noiosa. Oggi ti dirò mi è venuto una sorta di senso di oppressione, no? Quindi mi ero un po', stavo per incazzarmi, non mi sono incazzato, però insomma stavo per incazzarmi, perché provo questo forte senso di noia, di oppressione, di obbligo a star qua a serà, però che altro fai, hai capito? Ah, guarda, sono riuscito a trovare della gomma piuma da mettere dentro le mie piantine falsissime. In questo modo, vedi, tu la impili qua e ti sta dritta, non cade.
Covid sono stato 5 giorni senza mangiare, colazione, pranzo, cena e mal di gola molto fastidioso e bruciava parecchio. E adesso sto bene, non so quanto, cioè sono ancora infetto, non so quanto andrà avanti sta storia, sono ancora senza frigo. Il secondo falegname che ti accennavo, che doveva mandarmi il preventivo della scrivania, non l'ha ancora mandato, che si vergogni. A questo punto, appena starò meglio, andrò dall'altro che me l'aveva già mandato ancora all'epoca, però resto stupefatto di questi comportamenti, cioè stupefatto fino a un certo punto, resto incredulo, però mi sono capitati più di una volta nella vita, cioè dimmi non riesco, o vai da un altro, che cazzo ne so, cioè non puoi tenermi fermo lì, cioè me, il cliente, in più anche altri che magari hanno bisogno di lavorare perché tu sei un coglione, cioè no? Have you seen a well-to-do up and down Park Avenue on that famous thoroughfare with their noses in the air, high hats and narrow collars, white spats and lots of dollars, spending every dime for a wonderful time. Now if you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits, putting on the Ritz. Different types who wear a day coat, pants with stripes, all got to a coat, perfect fit, putting on the Ritz. Gentile pubblico, tra le cose che proprio mi danno fastidio, come ben sai, c'è quella di dire ti insegno, però l'ho ripetuto 1000 volte, quando io imparo una cosa e poi magari pagando e la voglio regalare poi agli altri, cosa posso dire? Ti tramando, ti regalo questa cosa, per carità, sì, però forse per abitudine linguistica è più comodo e più veloce dire ti insegno. Pertanto nuova generazione, ti insegno una roba veramente importante, domandare i preventivi. Una volta si domandava sempre i preventivi, questo perché non tanto per risparmiare le 10 euro che poi è relativo, anche perché quando ci sono quei pochi tra virgolette soldi di differenza, uno comunque usa l'intelligenza, no? Quando vai da un artigiano vai da quello che è più bravo, anche se ti costa un po' di più, vai da quello più vicino, perché dopo sai che il gasolio andare avanti e indietro ti fa recuperare tutti i soldi che hai risparmiato e via discorrendo. Questo per dire che avendo fatto il preventivo per la scrivania, ovviamente con la piantina, con tutte le misure, questo per dire che avendo inviato il preventivo per la scrivania mi sono ritrovato due prezzi completamente opposti. Allora, da una parte 1300 euro, dall'altra 3200. Ovviamente ho inviato il progetto con tutte le misure, tutti i dettagli, tutto quello che c'è da fare, il materiale, tutto quanto, eppure, cioè non è che parliamo magari, non so, di 20 euro e 40 euro, dici vabbè ci sta, nel senso che vabbè, uno può averti fatto il tra virgolette regalo, nel senso che ti dice ma sì, dammi 20 euro. No ragazzi, cioè parliamo di tanti soldi, già 1300 per una scrivania mi sembrano tantissimi, però vabbè, probabilmente c'è tanto lavoro sotto e via discorrendo, anche perché insomma è una scrivania particolare, no? Una specie di mobile per il camper, ma va bene, ci sta. Ma passare da 1300 a 3200, wow! Quindi, cara nuova generazione, hai visto che semplicemente chiedendo, ok? Tu in tasca adesso hai 1500 euro in più, cioè capisci che altrimenti li avresti spesi dall'altro, da quello che ti aveva fatto 3200, perché magari pensavi cazzo così tanto costa la scrivania, beh se ha fatto il preventivo così lui che è un professionista significa che costerà 3200, invece sto perde coglioni che costa 3200. Ombre de muri de maine, donde ne veni, dove le cane. Den sitter då vi lugna sig mostra nya. Jag nötte han appunto con la gua. E monta la che sto Dio, un diavolo in sé, se che ha fatto un'io. E sciortimo da un mappa, asciuga io se da odria. A fontana di cumbi,
Enta cade pria e andare, e andare, e andare, e andare, e andare, e andare. Enta cade pria che sei Enta cade udria con la maina. Gente de Lugan faccia de mandilla, quel che tu a su preferisce là. Figlie de famiglia o du de bun, che ti piomia le senza gundu. E andare, e andare, e andare, e andare, e andare, e andare. E a ste panze vere cose che da cose da bere, cose da mangiare, frittura de pigne, bianco de portofino, cervelle de